Eccoci qua, un'altra parte della nostra trasmissione, altre interviste, altri argomenti e altri approfondimenti molto interessanti. Perché? Considerata tutta la situazione in generale, soprattutto in ambito aziendale, ci sono a volte delle criticità che si acuiscono in situazioni un po' difficili. Come risolverle, come porre mano prima che tutto degeneri. E allora tensioni a volte tra colleghi, stress aziendale, introdurre nuove figure che possono avere un ruolo importante nell'ambito di team che sono già collaudati tra di loro, stress che si può anche manifestare in modalità diverse, come attenuarlo in modo opportuno, come saperlo gestire, come motivare i collaboratori, non è una cosa semplice, come automotivarsi per quel che riguarda anche la dirigenza che a volte entra in una sorta di loop e di routine. Tanto vacanze non ce ne sono state davanti neanche un po', per cui figurarsi, lavoro, lavoro e solo lavoro. Per parlare di questo i nostri esperti, ben arrivato qui con noi in studio, Giuliano Bonollo che è Business Development Director di Sarce SPA, direttore di Sarce SPA, ci racconterà di che cosa si tratta, che cos'è Sarce, che riguarda anche molto la tecnologia, tra l'altro, certo. Ci sono aspetti tecnologici importanti. Ben arrivata anche qui con noi la dottoressa Stefania Soncin, che è psicologa in ambito lavorativo. Grazie anche a lei, dottoressa. Buonasera, grazie. E ben arrivata la dottoressa Alessia Bastianelli, Talent in HR. Grazie anche a lei, sempre psicologa. Buonasera. Sì. Allora, un bel team, una bella tematica tosta, ma intanto per capire, Giuliano Bolonlo si occupa di che cosa e che cos'è Sarce? Intanto buonasera a lei, buonasera a tutti. Sarce è un'azienda informatica, uso questo termine storico ma perché è quello più semplice da capire, nata a Parma ormai oltre 40 anni fa. Cosa fa Sarce? Di fatto si affianca alle aziende per supportarle in tutti quelli che sono gli aspetti tecnologici e informatici. Alla fine un'azienda è come una stazione ferroviaria, è un via vai di treni, la ferroviaria è un'azienda, un via vai di merci, di denaro, di persone. In azienda ogni giorno nascono dati di ogni genere, ecco che l'importante allora è questi dati organizzarli bene, in modo veloce e poi analizzarli bene. Sarce si affianca alle aziende per gestire, organizzare e usare in modo intelligente tutti i dati che nascono durante i processi aziendali. Io in Sarce guido la sede di Padova, che è la sede Triveneto, e mi occupo di portare nelle aziende i prodotti, i servizi, le competenze di Sarce. Facciamo un esempio di, non lo so, di qualche tipo di azienda che potrebbe trarre giovamento e in che termini, con che tipo di risultati, perché poi in modo molto paradigmatico l'imprenditore dice va bene, ho capito, ma dimmi che cosa fai. Faccio un esempio molto semplice. In azienda ogni giorno abbiamo ingresso di materie prime, trasformazione, vendita, spedizioni, persone che lavorano nei vari reparti, sulle varie linee. Allora tutti questi dati sono utili all'imprenditore per poter essere più veloce, più efficiente, ma anche per capire quanto costa un prodotto, quanto costa un processo e quindi fare i giusti prezzi verso il mercato. Noi alla fine automatizzare tanto, automatizzare, ma soprattutto mettere a fattor comune tutti i dati che nascono ogni minuto in azienda, in tutti i reparti, in tutti gli uffici, per avere un dato ordinato che permetta di decidere, di scegliere e di fare anche le giuste operazioni, le giuste decisioni rispetto ad aspetti tattici o strategici. Noi quindi aiutiamo gli acquisti, il magazzino, la logistica, ma anche la direzione, perché poi forniamo strumenti dei cruscotti, faccia finta che sia un'auto da guidare, l'azienda in fondo è come un'auto, noi forniamo cruscotti, tachimetri, manometri che ti dicono l'azienda come sta andando e cosa cambiare in azienda per migliorare. Per migliorare le performance dell'azienda, certo. Di risultato, di redditività, questo senza dubbio. Esatto, per capire dove nasce la redditività, dove invece va migliorata e anche fare scelte a volte dolorose su quali prodotti, su quali canali o su quali clienti è utile concentrarsi per massimizzare la profittabilità, che poi è quel parametro che a torto o ragione permette all'azienda di crescere e di redistribuire ricchezza a tutti quelli che hanno partecipato alla sua formazione. Si tratta di software? Certo, noi abbiamo software quindi gestionali, immagino per la contabilità, produzione, acquisti, vendite, software per gestire al meglio i clienti, ma diciamo che sono tutti software fortemente integrati, quindi noi rispetto al meglio che offre il mercato come software andiamo a
valutare cosa serve in azienda e diciamo all'imprenditore cosa è utile sviluppare e portare nella sua azienda per ottimizzare i processi o automatizzarli. Questo a volte può essere anche a discapito del numero dei dipendenti, allora lo parlo dal punto di vista dei dipendenti, dal punto di vista datoriale, dice beh, magari risparmio qualche risorsa in tecnologia, quella è la classica. Confesso che la domanda che spesso ci faceva tempo fa, oggi meno di frequente l'imprenditore è: ma se metto il software Pinco Pallino o se metto il software XYZ, riesco a risparmiare in forza lavoro, in dipendenti? La risposta spesso è no. O meglio, c'è un remix di dipendenti per cui magari risparmi alcune posizioni in ambito produttivo o in fabbrica, ma ti servono persone che ti permettono di gestire al meglio il nuovo software che viene portato in azienda. Quindi diciamo che a parità di persone puoi fare più volumi, che di fatto vuol dire più marginalità. Dottoressa psicologa, adesso la invoco subito perché a questo punto ci agganciamo direttamente a questa situazione. Quando entrano sistemi gestionali avanzati, software all'avanguardia, la produttività ne trae guadagno e tutto, aziende fatte come le nostre, di non gente appena uscita dall'università, ma sono persone che hanno i loro anni in azienda, vanno in crisi, perché è l'apprendimento di nuove procedure, nuove tecniche, insomma lo sapete anche voi, farete anche, immagino, dottor Bonollo, dei corsi di formazione, perché non è che... Diciamo che è fondamentale affiancare al nuovo software attività di supporto, di formazione, di informazione e anche di consapevolezza che quel certo strumento nuovo per le persone permette a esse in primis di lavorare meglio. Chiaro. Come viene recepita, come potrebbe essere, so che non è questo l'ambito precipuo, però si innesca con i meccanismi. In un'azienda viene fatta questa piccola rivoluzione, anche molto interessante, però magari chi ha qualche anno in più, chi è prossimo alla pensione, oppure anche un'età media abituato con certe modalità, può trovare delle difficoltà senza dubbio di apprendimento, anche motivazionali, e quindi può entrare in una sorta di loop esistenziale. Ci sono tantissimi casi di grandissime realtà aziendali che hanno purtroppo riscontrato questo. Cambi mansione, non è detto che si possa fare, cambi reparto, non è detto altrettanto. Come si può intervenire? Qui entrate in gioco anche voi. Certo, diciamo che vanno accompagnate le persone quando ci sono cambiamenti così importanti, così radicali, e noi abbiamo proprio constatato attraverso percorsi particolari, anche a volte personalizzati, che se alle persone viene spiegato il motivo, se viene spiegato qual è l'utilità del software o dello strumento che viene introdotto, le persone poi abbassano le difese. Inizialmente c'è una sorta di resistenza al cambiamento, di resistenza anche all'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Se però vanno accompagnate le persone e vanno seguite attraverso la corretta formazione, vediamo che in realtà poi sono le stesse persone che inizialmente avevano dimostrato qualche resistenza che poi partecipano con entusiasmo e anzi mettono a disposizione le loro conoscenze, che sono molto importanti anche per un migliore utilizzo, una migliore applicazione dello strumento. Quindi motivazione ad introdurre tutte le novità di Sarce, per esempio, in un'azienda. È sufficiente questo secondo lei, dottoressa? O bisogna agire anche su altri elementi? Magari può essere che in un'azienda siano necessarie anche nuove figure che possano essere idonee ad affrontare un sistema procedurale all'avanguardia, avanzato, se magari ce ne sono tante persone che non riescono a recepirle, non hanno le capacità, insomma non tutti nasciamo tecnologici. Certo, a volte è necessario inserire delle nuove figure, dei nuovi profili che in qualche modo rispondono a queste nuove esigenze dell'azienda, quindi in questo caso avere a che fare con un nuovo software, con una nuova gestionale, quindi è necessario un passo ulteriore per poter inserire una figura apposita, e in questo caso noi possiamo affiancare le aziende per selezionare le persone più adeguate rispetto al contesto in cui si andranno a muovere, perché ogni azienda ha una sua personalità, un suo carattere, quindi è anche necessario individuare una persona che possa rispondere appieno a queste esigenze.
Queste persone, voi le avete un vostro, attingete a dei vostri elenchi, tra virgolette, di persone che sapete che sono più idonee a un certo tipo di realtà ad affrontare certe cose, oppure vi avvalete della selezione che farà l'azienda stessa e poi voi intervenite per valutare l'idoneità o meno ad approcciare un certo tipo di situazione aziendale? Diciamo che in alcuni casi noi possiamo attingere a delle conoscenze pregresse, perché con la nostra esperienza già ci siamo trovati a avere a che fare con queste persone, quindi conosciamo la motivazione, conosciamo le capacità. In molti altri casi è l'azienda che ci chiede di affiancarla per magari fornendoci curricula, magari cercando di coinvolgerci per indagare un po' meglio sulle competenze, quelle competenze che credono di avere bisogno, e quindi noi facciamo la valutazione. Quanto è più utile, secondo lei, dottor Bonollo, avere aziende che si avvalgono anche della collaborazione di psicologhe per supportare la crescita aziendale? Perché quando parliamo poi di questo tipo di percorso... Io ritengo che sia fondamentale, nel senso che le persone sono comunque il motore di ogni azienda, e sceglierle bene, formarle bene, affiancarle in modo efficace è un incredibile investimento, ma con ritorni altissimi per l'azienda. Un investimento che si ripaga perché persone scelte in modo adeguato, motivate, formate, danno un ritorno magari non sempre quantificabile in modo preciso, ma un ritorno veramente importante, oltre ad abbassare il turnover, che è un costo incredibile per le aziende. Quindi ritengo che se un imprenditore è illuminato e guarda il bicchiere mezzo pieno, in questi casi 3/4 pieno, è fondamentale avere processi di selezione, di affiancamento e formazione fatti con tutti i crismi, facendosi affiancare da competenze di psicologhe professioniste. Voi quindi prima entrate in azienda e valutate la tipologia di azienda per poi proporre le soluzioni che possono essere migliori, anche tenendo conto alla compagine dei collaboratori? Certo, infatti si lavora insieme anche a Stefania e Alessia, anche in tal senso. Magari lascerei la parola a Stefania o Alessia magari per anche un po' raccontare come si lavora insieme sul sinergia tra tecnologia e scelta delle persone. C'è una sinergia quindi tra la tecnologia e la scelta delle persone. Primo step, persone che sono dentro l'azienda. Quindi non si selezionano nuove, ma sono già dentro, a cui si dà questo incarico di recepire queste nuove conoscenze o di altro genere, perché poi non è necessario che siano proprio estremamente tecnologiche, però procedurali di un certo tipo, e devono essere in grado di farlo. Allora qui entriamo all'aspetto umano, molto umano, cioè la carica, cosa quindi persone da motivare, no? E persone da preparare all'utilizzo di nuovi strumenti, ma da preparare anche di interpretare una nuova realtà. No? Paura, primo sentimento. Esatto, no? Paura, resistenza al cambiamento, oppure superare quella frase che ogni tanto si sente dire, che diciamo sempre non vogliamo più sentirla: si è sempre fatto così, adesso come mai dobbiamo fare in modo diverso? Si deve fare in modo diverso, è obbligatorio, no? Ma abbiamo sempre fatto così, non è possibile adesso cambiare, stravolgere. Invece è possibile, bisogna dimostrare che cambiando, che applicando, utilizzando nuovi strumenti ci saranno poi risultati migliori anche per le persone stesse, ed è un'attività che facciamo, come diceva appunto Giuliano. Si deve partire da un'analisi attenta, precisa, sensibile del contesto organizzativo, proprio perché ogni contesto è diverso, ogni azienda ha delle dinamiche completamente diverse, quindi va costruito proprio su misura il processo di approccio, cioè il modo proprio di avvicinare le persone all'introduzione di nuovi strumenti, perché in ogni realtà organizzativa c'è una modalità diversa, ci sono persone diverse. Cambia anche da zona a zona, anche da zona geografica a zona geografica. Quindi persone che vanno accompagnate comunque attraverso percorsi precisi, la formazione, il coaching, percorsi di valutazione interna, bilancio di competenze, strumenti che noi utilizziamo e che consentono alle persone di fare un punto sulle proprie competenze, quindi capire qual è il loro valore,
qual è la spendibilità delle loro conoscenze, delle loro competenze e qual è anche il gap da andare a colmare, perché magari c'è una paura infondata a volte, c'è proprio la paura del nuovo, la paura di quello che non si conosce. Invece consentendo alle persone di focalizzarsi e di capire qual è il proprio valore, quali sono le conoscenze e le competenze che ancora mancano per andare ad utilizzare questi strumenti, queste tecnologie, facendo capire anche quali sono le strade, i percorsi possibili, questo significa ridurre l'ansia, ridurre la paura e anche accompagnarle ad un atteggiamento partecipativo, proattivo verso la nuova realtà, verso il nuovo approccio. Quindi ridurre l'ansia e la paura è un Sì. aspetto molto importante proprio per cercare di tranquillizzare la persona che non è messa in discussione come persona, ma che si sta lavorando per farla crescere, questo è un aspetto molto importante. Certo. Allora, ci sono altri aspetti che entrano in gioco, però assolutamente sono altrettanto importanti. Continuiamo a parlarne con le nostre interlocutrici, adesso do la parola anche a lei dottoressa, dopo la pubblicità, tra poco.